Allora, io sono Andrea Rapporto e il presidente del Chicco di Grano, il Circolo House di Bolzano Veneto. L'anno scorso nel 2025, compiuto 20 anni. Nel 2005 un gruppo di donne che stavano andando in pensione, erano appena andate in pensione, quindi ancora molto giovani perché ancora si andava in pensione a un'età ancora in cui si poteva dare molto, si interrogavano su cosa potevano fare da pensionati avendo disponibilità di tempo e individuarono come punto di loro riferimento la solitudine degli anziani, cioè il fatto che nonostante noi fossimo in un paese dove insomma non si stava male, non c'erano grossi problemi di povertà o di indigenza, ma dove invece però c'era questo tipo di sofferenza che riguardava in modo particolare le donne. E quindi cominciarono a pensare di mettere in piedi appunto un circolo rivolto. Il primo momento fu appunto costruire, lo chiamarono Impariamo Assieme, cioè trovarsi e avere uno scambio di punti di lana, delle loro esperienze, ogni tanto chiamare qualcuno a fare una conferenza. Il Circolo House nasce così, poi dopo si è sviluppato un gruppo gli piaceva cantare, si misero a cantare assieme, poi scoprirono di essere bravette e andarono in giro a cantare dentro case di riposo, situazioni di questo tipo. Poi dopo sono nate altre esperienze, ad esempio durante il Covid siamo riusciti a leggere perché abbiamo fatto un'esperienza molto interessante, era quella di portare i libri. Le persone non possono muoversi, cosa facciamo? Andiamo noi a portare i libri a casa con la biblioteca e questo ha permesso di mantenere il rapporto con i volontari e che il gruppo, nonostante il Covid, non si svantaggio, perché abbiamo fatto appunto una riflessione, ma se tutti ci dicono che dopo non sarà come prima, vediamo un po' come ci prepariamo dopo. Allora abbiamo fatto questa esperienza che ci ha permesso una tenuta. Oggi noi abbiamo circa 30-32 volontari che sono attivi. Si sono implementate dopo varie attività, abbiamo un centro di sollievo Alzheimer, facciamo un trasporto, l'abbiamo chiamato trasporto solidale, cioè praticamente con il comune che fa da filtro le persone che hanno bisogno di essere trasportate ed non sono in grado di provvedere da solo con i loro familiari, noi ci facciamo carico di questo. E dopo l'altra esperienza è quella l'esempio molto interessante per noi è Mamme e Bambini a scuola d'italiano. Cioè abbiamo individuato in questa condizione di rispondere a momenti di fragilità e anche di differenza profonda che esiste nella nostra società, il fatto che c'è dappertutto credo, ma abbiamo individuato nel nostro comune una situazione di abbandono scolastico che riguarda in modo particolare i bambini che vengono da mondi lontani. E quindi abbiamo una convenzione con la scuola individua questi bambini, alcuni bambini che sono in difficoltà, magari ma non riusciamo a provvedere a tutto, lasciamo un pezzo insomma di quello che possiamo fare. E praticamente i bambini vengono qua, se voi vedete ci sono questi cori qua, perché i bambini sono anche bambini piccoli, battevano la testa negli spigoli e allora abbiamo fatto questa cosa un po' provvisoria, che appunto vengono a fare scuola di italiano, ma non è scuola nel senso classico, ma è un dopo scuola. È il problema fondamentale la comunicazione. E la cosa importante è che non viene solo il bambino, ma viene anche la mamma,
perché molto spesso è il bambino che insegna alla mamma, no? La mamma che insegna al bambino come succede nelle condizioni normali dell'apprendimento della prima lingua. E quindi questa esperienza è l'esperienza nuova che stiamo facendo da 3 anni ed è molto interessante soprattutto rispetto alle mamme, perché ci sono signore che per la prima volta escono di casa perché essendoci questo tramite con l'istituzione i mariti consentono. Dopo, dicevo, abbiamo questo centro di sollievo Alzheimer dove sì, abbiamo un rapporto molto stretto con l'ULSS proprio perché ci facciamo carico, ci è stato chiesto anche dall'amministrazione comunale di appunto trovare questo momento di sollievo che non è tanto perché non facciamo sanità, non facciamo socializzazione, ma è un momento di sollievo per le famiglie. Perché molto spesso quando si pone questo problema in una famiglia c'è chi H24 è impegnato. Allora quelle 2 ore, 3 ore alla settimana sono sì per le persone che stanno qua, fanno socializzazione, facciamo ginnastica, giochiamo, ma soprattutto in quel momento ci sono 3 ore per loro, per se stessi, per rigenerarsi. La persona che segue, che si prende cura del malato e molto spesso sono anche queste donne. Con la popolazione noi facciamo ogni mese una specie di bollettino, una newsletter che mandiamo a tutti gli iscritti e la mandiamo agli indirizzi che abbiamo di Bolzano, di Treviso, eccetera, per far conoscere le nostre attività, anche per implementare eventualmente risorse che ci siano. Ecco, la cosa interessante per noi è questo, è la costruzione della rete rispetto ad altre associazioni. Ad esempio l'attività delle signore del mercoledì, dove assieme a diciamo, questi momenti di gioco, di rapporti, di socializzazione, sviluppiamo ogni anno un progetto specifico. E quest'anno il progetto riguarda la scuola. Allora, come hai vissuto la scuola quando sei andata a scuola? Come hai vissuto la scuola come mamma quando portavi i tuoi figli? Come la stai vivendo come nonna? Ed è il tentativo di capire il rapporto appunto personale con la scuola, i tuoi ricordi, le tue emozioni, e l'altro invece è capire come si è trasformato il rapporto della società con la scuola. E questo però per noi è importante perché lo accompagniamo alla scrittura, cioè nel senso che noi queste emozioni le discutiamo assieme, sono sollecitate seguendo appunto un percorso che facciamo e poi dopo le signore scrivono. Quindi hanno riscoperto, abbiamo tentato di riscoprire un sistema di comunicazione che si è perso, che però da un punto di vista di dargli forza anche interna si sta dimostrando estremamente efficace. Ma l'obiettivo futuro, diciamo, rimane dentro appunto questa ricerca di una situazione in cui sta crescendo la vulnerabilità delle persone e nello stesso tempo anche tutta una serie di forme di dipendenza. E allora come affrontiamo sul piano della libertà da una parte e sul piano anche della concretezza delle iniziative che si fanno questa problematica sempre più tremenda, sempre più pesante della solitudine. Noi sfugge una cosa che ad esempio se noi pensiamo a un comune come questo, se andiamo a vedere gli ultra 65 anni, un buon 70% ormai è solo. Solo nel senso che sono o marito e moglie e i figli sono in giro per il mondo, oppure sono proprio solo, bambino, e con problemi che non sono
solo di carattere economico, che sono proprio della situazione che si viene a creare, e quindi creare quelle condizioni che ripropongono come si vince questa solitudine, come si creano dei rapporti di socialità intelligenti, perché questo è importante, perché a volte la socialità può essere anche superata attraverso anche forme banali, che comunque utili, ma se è possibile fare delle cose intelligenti, è meglio. Anche perché, non perché sono intelligenti, ma perché aiutano la zucca importante nella vecchiaia.